Questa sera è arrivata una notizia bomba per i tifosi del Napoli, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelare susciterà l'emozione di tutti coloro che amano il nostro club. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più caldi e rilevanti sul Napoli. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte del mercato dei trasferimenti. Prima di tuffarci in queste sorprendenti informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra. Passiamo agli affari. Il Napoli ha messo gli occhi su due promettenti talenti e dietro le quinte si sta svolgendo un'attività impressionante. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, starebbe seguendo da vicino Patrick Dorgu, centrale danese del Lecce, e Angelo Ambonni, attaccante francese del Parma. Entrambi sono giovani talenti che hanno attirato l'attenzione per le loro prestazioni in Serie A. Dorgu spicca sulla fascia sinistra con una solida presenza e capacità tecniche, mentre Bonni, noto per la sua fisicità e qualità tattica, ha sorpreso alla sua prima esperienza nel campionato italiano. Ora si tratta di capire se Lecce e Parma saranno disposte a scambiare questi giovani già a gennaio. E gli osservatori del Napoli sono concentrati per assicurarsi che questa possibilità si concretizzi. Luca Marchetti, esperto di trasferimenti di Sky Sport, ha spiegato che convincere i club a cedere i loro talenti così presto è la sfida principale. Ora, tifosi, vogliamo sapere cosa ne pensate. Dorgu e Bonni sarebbero dei validi rinforzi per il Napoli a gennaio? Pensate che il Napoli debba puntare su giovani di prospettiva per assicurarsi il futuro o su giocatori più esperti? Lasciate un commento qui sotto e partecipate a questa discussione sul futuro della nostra squadra e sui movimenti del mercato dei trasferimenti.